Inaugurata stamani la nuova sede del Comando dei Vigili Urbani, sita a Villa Seta, nelle adiacenze della piscina comunale. I locali sono quelli dell'ex giudice di pace, sono stati ristrutturati e adeguati alla nuova destinazione, grazie anche alla collaborazione spontanea di tanti imprenditori che hanno gratuitamente dato la loro disponibilità con la donazione di arredi urbani e suppellettili vari. Presente all'inaugurazione, oltre che al prefetto e all'autorità militare, anche l'ex comandante del corpo Miccichè, l'assessore Battaglia e l'ex assessore Franco Miccichè. Nel suo discorso al taglio del nastro il sindaco Firetto ha anche avuto parole di elogio verso il nuovo comandante Gaetano Di Giovanni per il lavoro finora svolto, che ha anche una maggiore presenza dei vigili urbani nel territorio cittadino. Un traguardo raggiunto in un tempo complicato come quello che viviamo, di risorse finanziarie che non ci sono, e quindi intanto raggiungiamo un bell'obiettivo, quello di dare dignità con una sede istituzionale consona alle attività funzionali di un corpo di polizia municipale di un capoluogo di provincia, e allo stesso tempo il ringraziamento va ai dirigenti, ma va soprattutto a quei tanti protagonisti civici, cioè quei cittadini, aziende di questo territorio che hanno fatto opera di protagonismo, donando arredi, sistemando tetti, tinteggiando spazi. Ecco, tutto questo è stato reso possibile grazie all'opera di tanti in un tempo in cui le risorse, ahimè, non ci sono. E quindi il corpo di polizia municipale si fregia di una sede istituzionale degna di questo nome, con spazi che sono dediti alle varie attività, a quelle attività di polizia giudiziaria, alla centrale operativa, prossimamente all'area della protezione civile dove allocheremo il COC. Un bel traguardo di cui sono grato ai tanti che ci hanno messo voglia e testa perché fosse raggiunto. Un evento sicuramente importante è quello di oggi, che vede l'inaugurazione dei locali della nuova alloggio dei vigili urbani, chiamiamola caserma, che da tanti anni non aveva mai avuto un posto, e quindi oggi finalmente con la sua reggenza, col suo comando, diciamo sotto il suo comando, oggi si arrivano a questo traguardo. Sì, abbiamo in effetti un comando e una caserma, una casa che ha destato quel senso di appartenenza che si era un po' smarrito. Dopo una lunghissima attesa, 30 anni, abbiamo un proprio comando ed è stato un plauso, un merito dell'amministrazione comunale, ma anche dei protagonisti civici, nel senso che gente comune, imprenditori che sono venuti a spendere per realizzare questo sogno. Mi preme anche ringraziare gli agenti del Polizia Municipale, perché anche loro all'inizio erano molto scettici, ma poi quando hanno visto il progredire dei lavori sono diventati anche loro protagonisti civici e hanno dato il loro notevolissimo contributo. Senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare questo trasferimento. Ecco, qualche dato logistico sulla caserma, comandante? La caserma è un'ex scuola, poi è diventato ufficio giudice di pace, quindi ci sono locali ampi e spaziosi, abbiamo un autoparco, abbiamo i magazzini dove deteniamo il materiale di raccolta della strada, attrezzature, quindi siamo completamente autosufficienti. E poi la cosa importante, abbiamo riunito tutti gli uffici che erano dislocati in 4 strutture comunali. Ora sono tutti qua, quindi l'esigenza è più facile, diciamo, far fronte alle esigenze.